Il medagliere italiano delle Olimpiadi 2020 di Tokyo è multietnico, Olimpiadi che hanno riacceso probabilmente involontariamente la questione dello ius soli con la proposta del ministro Lamorgese di concedere la cittadinanza italiana a chi fa sport. Proposta che la Lega rimanda al mittente. L'onorevole Salvini ricorda che l'immigrazione non va solo a braccetto con lo sport e posta sui social un video di una rissa avvenuta qualche giorno fa a Montecchio Maggiore. Ennesima rissa e bastonate tra bande di stranieri agitati, scrive nel post il leader della Lega, sempre grazie ai carabinieri, meno a chi continua a parlare di ius soli, pretende rigore per i cittadini italiani e non fa nulla per contrastare l'emergenza sbarchi. A fargli eco da Vicenza è l'onorevole della Lega, Eric Pretto. Quasi 3 italiani su 4 continuano a chiedere una riduzione dell'immigrazione e in cui l'Italia continua a essere il primo paese in Europa a concedere in numero assoluto il maggior numero di cittadinanze, ebbene credo che sia inopportuno che il Ministro dell'Interno si preoccupi di questioni come lo ius soli, questioni che sono evidentemente bandiere di partito, bandiere politiche che noi non siamo disposti ad accettare. Una battaglia però che il Partito Democratico non ha intenzione di perdere. Noi pensiamo semplicemente che sia giusto che chi nasce qui e fa qui un ciclo di studi, quindi quello che viene chiamato ius cultura, il fatto di completare un ciclo della scuola all'interno del nostro paese, abbia il diritto di essere italiano. Il fatto di aver completato un percorso di studi è il segno di appartenere a un paese, il fatto di condividerne la storia, le tradizioni, la cultura e la lingua.